profughi dopo la notte di piove di Sacco, linea dura della diocesi di Padova che decide di chiudere le porte delle parrocchie ai migranti in marcia. Abbiamo agito quando c'era bisogno, ma basta strumentalizzazioni. Da Piove di Sacco a Padova la fuga infinita dei migranti, destinazione prefettura, incertezza sulle prossime ore e ora rischio di nuove fughe da Cona. A pochi giorni dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una storia terribile da una famiglia musulmana di Padova, una sposa bambina ricoverata per gli abusi subiti dal marito adulto. Autonomia, lettera del governatore Luca Zaia al premier Paolo Gentiloni per avviare subito il negoziato, giovedì l'incontro a Roma. Tumori al seno, la prevenzione è diventata a pagamento per le donne che hanno meno di 50 anni, lo stabilisce una nuova norma regionale ed è polemica. Popolare di Vicenza, manifestazione dei risparmiatori traditi davanti alla Procura Berita, la rabbia di chi ha perso tutto. La storia di Augusta Arzilla, nonna di 105 anni che ogni giorno a Conegliano cura il suo orto. Il consiglio ai giovani: siate umili. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il caos profughi in fuga da Cona. Dopo la notte di Piove di Sacco i migranti hanno lasciato la cittadina oggi per recarsi a Padova, spinti anche dalla linea dura della diocesi patavina di chiudere le porte delle parrocchie ai migranti in marcia. Abbiamo agito quando c'era bisogno, dice la Curia, ma basta strumentalizzazioni. Sentiamo. Riteniamo di essere ancora dentro il Vangelo, facendo una scelta che pure apparentemente sembra uno strappo al Vangelo e che però va nella direzione del bene di questi ragazzi. Se a Codevigo le porte della parrocchia si erano aperte ai profughi in marcia da Cona per fronteggiare un'emergenza, a Piove di Sacco ci si è trovati di fronte ad un atto premeditato e la Curia di Padova dice no. No a chi sta strumentalizzando i profughi con questi gesti, no ai ricatti morali alla Chiesa che non può non ospitare, no all'infrangere le regole in una spirale in cui alla fine le uniche vittime sarebbero ancora una volta loro, i profughi. Non dimentichiamo che se loro rimangono fuori dalle accoglienze dove hanno appunto una serie di diritti garantiti, il rischio è che poi a un certo momento perdano questi diritti proprio perché hanno scelto di non rimanere dove, diciamo così, il sistema dell'accoglienza li aveva destinati. La manifestazione dei profughi è sacrosanta, lo affermano sia il vicario episcopale Don Marco Cagol che il direttore della Caritas diocesana di Padova Don Luca Facco. Le loro condizioni sono pessime e rappresentano il fallimento dei grandi centri d'accoglienza, ma bisogna protestare entro i limiti della legalità. Ma questo però è vero per tutti, perché voglio dire, tu per fare una manifestazione di protesta devi essere autorizzato, se non sei autorizzato la manifestazione l'autorità pubblica la scioglie, quindi non è che le regole valgono per noi e valgono anche per loro, questo è integrazione. Dunque i profughi hanno marciato verso Padova dopo un'altra giornata convulsa, ripercorriamola nel prossimo servizio. San Martino, patrono di Piove di Sacco, stavolta ha dato metà del suo mantello ai profughi di Cona, ospiti per una notte, poi basta. Così ha stabilito la diocesi di Padova. Dopo la notte passata nel centro parrocchiale di Piove, all'ora di pranzo, come stabilito ieri notte dal vescovo Claudio, lo stop all'accoglienza. I richiedenti asilo escono dal cinema parrocchiale con il direttore della Caritas, Don Luca Facco, che chiude porte e saracinesca della sala dietro di loro, metafora di una carità che rivendica in questo caso di avere anche un limite. Spetta ad altri, aveva fatto notare il vescovo, in particolare a chi ha tirato fuori i migranti da Cona, farsi carico del loro destino e della loro dignità. Noi siamo tutti d'accordo che non torneremo a Cona. Abbiamo saputo che lì continuano i problemi, sappiamo che il sindaco di Padova ha detto che per noi non c'è posto, ma confidiamo nelle organizzazioni umanitarie. Usciti dal patronato, i 50 uomini restano quasi 2 ore in strada, alcuni piedi per terra, quasi nudi, con le coperte, le borse e le biciclette. Qualcuno decide che andranno a Padova con la corriera. Per 50 biglietti servono poco più di 150 euro. Gli attivisti dei centri sociali e del gruppo Melting Pot prima chiedono che il direttore di Bus Italia offra i biglietti, poi fanno tra loro una colletta. Alle 14:40 i richiedenti asilo salgono sul pullman per Padova. Dicono di voler andare a protestare in prefettura, ma dove dormiranno stanotte nessuno lo sa.
L'ennesima convulsa giornata dei migranti in fuga da Cona finisce davanti alla prefettura di Padova, dove sono arrivati semi-paralizzando la circolazione sulle riviere che portano in centro città. Le prime immagini si riferiscono all'arrivo a Padova su 2 diversi pullman di Bus Italia. Dopo circa un'ora nel piazzale della stazione, sorvegliati in modo discreto dalle forze dell'ordine, la partenza. Circa 80 migranti si sono messi in marcia insieme ad appartenenti dei al sindacato USB per arrivare poco dopo meno di mezz'ora davanti alla prefettura di Padova. Per permettere il passaggio, bloccati i mezzi pubblici, auto e tram per alcuni minuti. Non è ancora chiaro quale sia l'obiettivo delle prossime ore. Il sindaco Sergio Giordani invita i migranti a seguire le indicazioni della prefettura e dichiara che la città farà la sua parte solo in accordo con le istituzioni, chiudendo di fatto le porte ad un'accoglienza dell'ultima ora. Immediato l'intervento del segretario provinciale della Lega Nord Andrea Ostellari. Padova città sotto assedio, rimandiamoli tutti a casa accompagnati dai centri sociali, ha detto. E al tema dei profughi, pur senza citarlo direttamente, ha fatto riferimento il Patriarca di Venezia nella sua omelia per la messa solenne della Madonna della Salute. Sentiamo. Nonostante la stragrande maggioranza dei pellegrini che come ogni 21 novembre affollano la Basilica della Salute sia da tempo entrata nella terza età e ai giovani che il Patriarca ha voluto dedicare la festa. Dobbiamo scommettere e investire di più sul loro futuro, che poi è il nostro, in vita Moraglia durante la celebrazione solenne del mattino. Oggi più che mai bisogna parlare sia all'intelligenza sia al cuore dei giovani. La nostra società si presenta invece come pensata e progettata dagli adulti e per gli adulti, una società che non solo non incoraggia i giovani, ma talvolta li penalizza in modo inaccettabile. Sì, la nostra società posticipa e ritarda tutto, non solo la data della pensione. Nessun riferimento diretto alle polemiche dei giorni scorsi che hanno visto Moraglia bersaglio delle critiche di una parte dell'opinione pubblica per aver aperto le parrocchie ai migranti in fuga dalla base di Cona. Ma è difficile non pensare a loro quando il Patriarca esorta a riconoscere i diritti di tutte le persone. Tali diritti, afferma, prima di situarsi a livello politico, costituiscono una proposta culturale. Siamo chiamati a rispettare tutti gli uomini e insieme ad esprimere i valori della cultura e della storia di cui noi siamo portatori e che ci hanno plasmato e ci hanno reso comunità vive, intraprendenti, cordiali. Ed ora la cronaca, l'orrore tra le mura domestiche. A pochi giorni dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne arriva una storia terribile dal Padovano. Una sposa bambina di 9 anni è andata al pronto soccorso per gli abusi subiti dal marito adulto. Una vicenda orrenda che sembra impossibile abbia come scenario la provincia di Padova. Una bambina di 9 anni è stata violentata dal marito, un uomo di 35 anni. Sia la famiglia della piccola che l'uomo sono musulmani. Sul caso ora è stata aperta un'indagine dopo che gli investigatori hanno raccolto la testimonianza straziante della vittima. La bimba infatti è stata portata in ospedale dopo gli abusi sessuali. I segni riscontrati dai medici non avrebbero lasciato dubbi, ma l'orrore è emerso dopo l'incontro con gli psicologi a cui la piccola ha raccontato i soprusi e le violenze. L'indagine è affidata ai carabinieri. Sulla vicenda a dir poco tremenda è intervenuta la Lega Nord provinciale. La comunità musulmana padovana deve prendere una posizione, deve condannare questa barbarie insopportabile, ha scritto in una nota il segretario Andrea Ostellari. A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la nostra comunità si scopre sempre più vulnerabile. In molti paesi europei la Sharia sta sostituendo le leggi dello Stato. Nel silenzio delle istituzioni non permetteremo che questo avvenga in Italia, spiega ancora la Lega. Ora si attendono i risultati dell'indagine. Si è aperta in Corte Costituzionale l'udienza pubblica che esaminerà la norma sull'obbligo di vaccino. La causa nasce a seguito di 2 ricorsi che sono stati presentati dalla Regione del Veneto, che ritiene leso il diritto individuale alla salute. I contenuti essenziali della decisione potrebbero arrivare in serata al termine della Camera di Consiglio, mentre la sentenza con le motivazioni sarà depositata nelle prossime settimane. Ed ora l'autonomia, lettera di Zaia al Premier
Gentiloni per avviare subito il negoziato. Giovedì l'incontro a Roma. Dovremmo aprire il tavolo giovedì nella trattativa e sperare che si arrivi subito al risultato, perché noi veneti siamo stanchi. Non c'è tempo da perdere, la trattativa deve iniziare. 2 giorni all'incontro chiave nella capitale per la via della macchina, ma il governatore Luca Zaia chiede garanzie e lo fa vergando una lettera diretta al premier Paolo Gentiloni e al sottosegretario Gian Claudio Bressa. Una lettera corredata dal testo del progetto di legge che si pone, scrive Zaia, come la base e l'oggetto del programma di negoziati che la Regione Veneto chiede di poter avviare sin da subito con il governo. Facciamo la proposta, abbiamo i tecnici che sono dei validi docenti universitari e non solo, il governo metterà i propri tecnici e io spero si arrivi presto alla definizione. Eppure, nonostante l'ottimismo su Gentiloni, gli ostacoli non mancano. La conferma arriva da Milano, dove nel giorno in cui si è insediato ufficialmente il tavolo per l'autonomia con Lombardia ed Emilia Romagna, proprio le parole di Bressa sulla Lombardia fanno capire come l'incontro con il Veneto potrebbe portare a scintille. È assolutamente impossibile, dice lapidario Bressa, che la Lombardia possa ottenere tutte le 23 materie trasferibili. È impossibile dal punto di vista costituzionale, così come è impossibile la richiesta del Veneto di trattenere i 9/10 delle tasse. Il muro insomma è già costruito, ma non spaventa Zaia. Il vero tema è un altro, il vero tema è che la Costituzione è chiara e ci dice che dobbiamo arrivare alla fine alla firma di un'intesa, cioè di un accordo. È ovvio che noi chiediamo le 23 competenze e i 9/10 delle tasse, ma lo chiediamo coscienti del fatto di essere l'unica regione che è incuneata tra 2 regioni a statuto speciale, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Siamo guarda caso gli unici che hanno i comuni secessionisti. Ed ora parliamo di sanità. L'ecografia al seno non è più mutuabile, racconta una maestrina ai nostri microfoni, eppure senza quell'esame oggi non sarei più qui. Sentiamo. Dopo essere guarita una prima volta da un tumore al seno, la signora Ivona ha iniziato i controlli periodici, ma nel frattempo era cambiato qualcosa. Mi fanno la mammografia, io richiedo l'ecografia, mi dicono che non serve, fanno la mammografia e mi dicono che è tutto a posto come l'anno precedente, ci vediamo tra un anno. Io mi sentivo strana, diversa, sono andata in un altro posto, ho richiesto a pagamento l'ecografia e la visita senologica ed erano 2 carcinomi infiltranti positivi, tutti e 2. Quindi con l'ecografia lei ha potuto vedere che in realtà... L'hanno visto, mi hanno dopo fatto l'ago aspirato ecoguidato naturalmente, però se io non facevo l'ecografia, io a quest'ora non sarei qui a raccontare la mia storia. Con una delibera regionale del 2015 che sta trovando applicazione solo ora, infatti, l'ecografia al seno è diventata a pagamento. E solo se paghi. Adesso sono passati diversi anni, sono guarita, secondo loro, non ho più bisogno di fare nulla. Mi hanno detto che devo andare dal mio medico che mi faccia le 2 impegnative se voglio. Ora infatti il percorso per accedere ad una diagnosi efficace, mammografia più ecografia, è più complicato e costoso. Mentre prima facevano un'unica impegnativa dove si faceva visita e mammografia più ecografia, ora non è più possibile. Di conseguenza, se io voglio avere tutti e 2 gli esami, devo andare da un professionista, pagarmi i miei esami e continuare, perché secondo loro non ne ho più bisogno. Cioè, se questa è prevenzione... Per questo Yvonne si fa portavoce di un messaggio da parte di tutte le donne. Alla Regione io dico che non si deve guardare esclusivamente il lato economico, la prevenzione si fa a tutte le persone, non solo a quelle che possono. In questo modo va a finire che decisamente le persone che hanno meno sono quelle che ne pagano le conseguenze. Una battaglia che deve essere combattuta e che la nostra emittente porterà avanti. E continuiamo a parlare di sanità con la questione dell'agitazione dei medici di medicina generale. Sentiamo. Come tutti i scioperi qualcuno ci deve rimettere e in questo caso ahimè ci sono i cittadini. Mentre si moltiplicano gli inviti ai medici di base a scegliere la strada del dialogo e annullare la convocazione delle numerose giornate di sciopero nei prossimi mesi, in molti si sono rivolti all'Adico preoccupati.
Persone preoccupate, disagi, lungaggini, appuntamenti saltati, quindi tutta una serie di servizi che in questi giorni, in questi momenti non vengono, diciamo non garantiti, ma non vengono dati con la consueta routine. I casi più disperati generalmente sono gli anziani, quando con difficoltà arrivano agli appuntamenti e trovano chiuso, oppure chi veramente sta male e al di là di quelli che poi sono i servizi di emergenza dati, poi in realtà scoprono che o il figlio o la figlia, anche per conto di chi, comunque non ha potuto consultare il medico. E poi c'è chi anche lavora e ha bisogno dei certificati medici o delle ricette o delle impegnative. Le difficoltà non sono poche, come sempre a rimetterci è chi non ha colpe. Il nostro auspicio è che si metta da parte un po' quelle che sono le pretese di ciascuno, ma che si cerchi di continuare a rientrare sui ranghi e garantire un servizio all'utenza. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. TG del Veneto, rieccoci in diretta alla cronaca giudiziaria, perché è stata chiesta una pesante condanna per il gondoliere coinvolto nell'incidente in Canal Grande nel 2013, costato la vita ad un turista. Sentiamo. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 1 anno e 5 mesi di Davide Forcellini, il gondoliere coinvolto nell'incidente in Canal Grande avvenuto nell'agosto 2013 che costò la vita al turista tedesco Joachim Vochel a bordo di una gondola con la sua famiglia centrata da un vaporetto. L'avvocato, parte civile per i familiari, ha chiesto un risarcimento di 7.700.000 euro per la vedova e i 3 orfani. Nella requisitoria il PM ha sostenuto che a innescare un domino pericoloso quel giorno fu proprio il gondoliere, scegliendo di attraversare il Canal Grande in un momento di intenso traffico e senza dare precedenza ai mezzi SCTV in transito. Non solo, il PM ha affrontato anche il problema del traffico acqueo, affermando che si tratta di una questione irrisolta e che andrebbe ridotto al 25%. Ed ora il crack delle Popolari Venete, questa mattina manifestazione davanti alla Procura di Vicenza. Sentiamo. Sì, loro davanti alla procura, davanti al palazzo di giustizia chiedono giustizia, fanno sentire ancora una volta la loro voce in attesa del maxi processo sul crack BBV del prossimo 12 dicembre. Loro sono solo alcuni dei risparmiatori truffati dalle Popolari Venete, hanno perso tutto, il denaro accantonato in una vita di lavoro, si sono fidati della loro banca, dei loro referenti in banca e ora sono in ginocchio. Le azioni non sapevo cos'erano. Dunque no. Per noi era un investimento sicuro al 1000 per 1000, come che lui ci aveva assicurato. Sono stato dipendente per 40 anni della Banca Popolare di Vicenza e ho sempre investito tutti i miei soldi e anche l'eredità di mia moglie in azioni della Banca Popolare di Vicenza. 3 anni fa, quando volevo venderle, le azioni per acquistare una casa, non le hanno più vendute e quindi mi ha rovinato. Lei ha perso tutto? Io ho perso tutto. Io ho perso tutto perché il vice direttore della Banca Popolare di Marano Vicentino ci ha fatto acquistare fine 2014 azioni. Mi sono affidata al vice direttore. Quanto ha perso, signora, se si può dire? Tantissimo, cifra molto alta. Cosa chiedete qua? Chiedo giustizia, chiedo che i farabutti che sono ancora in servizio magari vadano via, chiedo che restituiscano i soldi a tutti quanti. Queste persone hanno subito un trattamento che domani potrebbe essere riservato a chiunque, perché domani potrebbe accadere di nuovo quanto è accaduto con i risparmiatori azzerati di Banca Popolare di Vicenza, quindi evitiamolo. Ed ora a Conegliano con un compleanno eccezionale, quello di una nonna che ha compiuto 105 anni. Io vorrei dire ai giovani di essere più umili, di imparare bene le cose e portare rispetto ai vecchi, perché i vecchi hanno fatto tanta fatica. Ha festeggiato la bella età di 105 anni, ogni giorno a Monticella dove vive fa il giro del suo orto e beve un uovo fresco ma specifica solo delle sue galline. Augusta Rec, classe 1912, è una dei 17 ultracentenari di Conegliano. Ha visto 2 guerre, la prima con gli occhi di bambina. Mi ricordo sì della guerra, quella del 18. Quella del 18 mi ricordo quando è venuto dentro i tedeschi.
Ha portato via la mucca, ha portato via Daiale, ha portato via le galline, ha portato via tutto. Ci hanno lasciato senza niente. Il lavoro che non c'era, il trasferimento a Milano a fare la commerciante col marito, a farli poi tornare indietro la devastazione della seconda guerra. Perché bombardavano Milano, hanno bombardato la nostra casa, era a terra. Mio marito ha voluto andare giù dopo un po' a vedere, è andato giù con le chiavi in tasca, ha trovato un mucchio di macelli. Per il compleanno il sindaco Fabio Chies le ha portato dei fiori. Che cosa vuol dire a questo sindaco giovane in base alla sua esperienza? Di campare più di 100 anni. E come si fa? Qual è il segreto? Mangiare normale e lavorare normale. Lavorare tanto o poco? Beh, lavorare tanto. E tanti auguri a nonna Augusta da parte nostra. È proprio tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi lasciamo come sempre alle previsioni del tempo. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ci attende un'altra giornata all'insegna del bel tempo stabile e per lo più soleggiato sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 22 novembre. Sul Veneto maggiore nuvolosità, anche con cielo coperto, specie sulle pianure centro-occidentali. Più sole invece sul resto della regione, con poche nubi sparse. Qualche nebbia sarà possibile sul Veronese. Diamo ora uno sguardo alle temperature previste. Le massime saranno attese sugli 8-11 gradi, valori minimi tra lo 0 e gli 8 gradi circa. Andiamo ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia. Più sole sul Pordenonese, altrove più nubi anche con copertura del cielo, ma non sono attese piogge degne di nota. Temperature massime sui 10-14 gradi, minime sui 3-10 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tanto sole e bel tempo un po' ovunque, più nubi sparse sul Trentino anche con addensamenti sulle aree meridionali, ma generalmente asciutto. Vediamo le temperature, le massime saranno attese sui 12-15 gradi, minime tra 4 e 6 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli settentrionali lungo le coste e da ovest al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.